Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera ci viene da dire deve essere un virus probabilmente contagioso nell'aria, nel dibattito politico, se anche Forza Italia cade nella sindrome dell'uomo nero, del demone, dell'apprendista stregone delle democrazie, ovvero lui, Elon Musk. Sì, perché stamattina ci siamo svegliati con tutta la retorica che era più che una retorica, era il capovolgimento sistematico della realtà, secondo cui Elon Musk, colui che sta tenendo in piedi l'Ucraina col suo sistema satellitare Starlink, è un nemico dell'Ucraina medesima e che quindi si guardi bene il governo, dicevano le sinistre e i media mainstream in coro, dall'andare in fondo con l'accordo e affidare le infrastrutture strategiche e i dati della sicurezza nazionale a Elon Musk, perché non ci si può fidare. Questa fino a poche ore fa era la retorica dei partiti della sinistra e dei media progressisti. Da poco prendiamo atto che sta diventando, rischia di diventare anche la retorica di Forza Italia, partito di governo. Perché lo diciamo? Perché il suo portavoce Raffaele Nevi, non l'ultimissimo arrivato, non l'usciere, ha sentito il bisogno di intervenire, di specificare e di intervenire, diciamo, non a sostegno, non tanto di Elon Musk, ma dell'operazione che garantirebbe all'Italia il sistema di gran lunga più all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia satellitare, di gran lunga. Raffaele Nevi ci ha tenuto infatti a dire che questa è una scelta che riguarda la sicurezza nazionale dei dati e va presa con un'attenta analisi costi-benefici, che per quanto detta bene è un'ovvietà. Immaginiamo che la Presidente del Consiglio Meloni ne fosse già consapevole senza l'imprescindibile contributo di Nevi, e poi dice sono scelte che non vanno prese con l'emotività della politica, cioè non vanno fatte in base all'amicizia con Musk. Allora, noi apprezziamo il fatto che Nevi ci tenga, ormai è un'abitudine quotidiana di qualche esponente di Forza Italia, a distinguersi e a, come dire, segnalarsi come diciamo colonna argomentativa del PD, degli argomenti del PD nel governo di centrodestra. Però ci terremmo a ricordargli che ad oggi non esiste nessun sistema in grado di pareggiare le performance del sistema Starlink. Non solo, ma li vorremmo, sarà a conoscenza sicuramente, ma gli vorremmo ricordare la rivoluzione che ha incarnato Musk nel paradigma della tecnologia satellitare, per cui vecchi satelliti geostazionari sono a più di 30.000 chilometri dalla Terra, quelli di Musk sono a circa 500 chilometri dalla Terra. C'è poi diciamo la impietosa pubblicità comparata, per cui non esiste non solo sistema attuale, ma ipotesi credibile in tempi ragionevoli di sistema analogo europeo che possa compensare il così fantomatico sistema Iris-2, su cui si starà sicuramente lavorando. Se va tutto benissimo, e con l'euroburocrazia di mezzo tendo a dubitarne, non sarà pronto prima del 2030. Musk ha oggi, mentre sto parlando, più di 7.600 satelliti di ultima generazione in orbita, copre qualunque anfratto delle comunicazioni che avvengono, ed è il motivo per cui è fondamentale il suo sostegno all'Ucraina e per cui l'Ucraina sta tenendo anche in questo difficilissimo per lei momento.
non esiste nulla di analogo, neanche cinese, anche se i cinesi si stanno attrezzando per compensare il gap, perché sono indubbiamente più reattivi dell'euroburocrazia, ma anche se esistesse a breve, tendiamo a pensare e sperare che Raffaele Nevi, tradare i dati della sicurezza nazionale in mano a SpaceX, Musk, quindi all'alleato americano, o a un'azienda propagine del partito comunista cinese, tendiamo a credere che preferisca la prima opzione, che non vorremmo che Forza Italia, partito storicamente iperatlantista, stia cadendo nella retorica per cui, avendo vinto oltreoceano Trump, Musk e questo nuovo volto dei repubblicani aggiornato alle esigenze della contemporaneità, allora siano i cowboy cattivi. Tendiamo a sperare di no e speriamo di non imbatterci domani nell'ennesima dichiarazione pseudo-piddina di qualche importante esponente di Forza Italia. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio